poca distanza da casa a Porto Viro, Bruno 7 aveva profonde ferite alla testa, forse causate da un corpo contundente. Uno dei figli interrogato in caserma dai carabinieri, non si esclude l'omicidio. Infortuni, strage senza fine a Roana. Il noto imprenditore Paolo Rigoni cade in cantiere e muore in ospedale. In Trentino un 25enne operaio moldavo residente a Padova travolto e ucciso da una trave d'acciaio. Scomparso improvvisamente a 53 anni lo chef padovano di fama internazionale Diego Critelli, una carriera tra Italia e Stati Uniti, aveva curato i banchetti delle campagne presidenziali di Hillary Clinton e Joe Biden. Danni per centinaia di migliaia di euro a Pederoba dopo la tromba d'aria che ha colpito Onigo, via vai di famiglie in cimitero per controllare o cercare di riparare le tombe divelte dalla furia del vento. Mamme arcobaleno in festa a Palazzo Moroni a Padova dopo la sentenza della consulta che ritiene legittima l'iscrizione all'anagrafe dei figli di 2 donne, sindaci della Lega sulle barricate. Il Giro d'Italia in Veneto con la 13ª tappa da Rovigo a Vicenza. All'Onigo l'omaggio a Davide Rebellin, arrivo di tappa a Monteberico con la vittoria di Mats Pedersen, festa tra gli appassionati e domani si riparte da Treviso. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali che si apre con la cronaca e con il giallo di Porto Viro, dove un pensionato è stato trovato senza vita in strada a poca distanza dalla sua abitazione. La vittima, Bruno 7, aveva profonde ferite alla testa. Uno dei figli interrogato in caserma dai carabinieri, non si esclude alcuna ipotesi, nemmeno quella dell'omicidio. Colpi in testa, tanti, troppi, forse causati da un corpo contundente, probabilmente un badile. Il condizionale è d'obbligo perché mano a mano che le ore passano il puzzle dell'orrore si va lentamente componendo, ma le certezze restano poche, anche se tra le ipotesi degli investigatori non si esclude l'omicidio. L'unica cosa concreta al momento è la tragica fine del 70enne Bruno 7, autotrasportatore in pensione molto noto a Porto Viro, trovato senza vita in un vialetto secondario della villa di Via Turati, dove viveva con i 3 figli, 2 uomini e una donna. Il corpo di Bruno, supino, con profonde ferite alla testa e tanto sangue sui vestiti, è stato scoperto da alcuni passanti che dopo lo shock iniziale hanno lanciato l'allarme. Sul posto il SUEM e i carabinieri. Per il 70enne non c'era nulla da fare e quei colpi alla testa dopo l'analisi della scientifica hanno fatto subito pensare a una morte violenta. Infine un altro dettaglio, la posizione anomala che mal si adatterebbe alla dinamica di un investimento stradale, come forse qualcuno ha voluto maldestramente inscenare, trascinando il corpo e gettandolo in strada. Da ore uno dei figli viene interrogato nella caserma dei carabinieri di Adria, mentre gli investigatori hanno acquisito le immagini di alcune telecamere in zona per far luce su una morte orribile che ha colpito un volto noto della Porto Viro, ora sotto shock. Paolo Rigoni, imprenditore altopianese molto noto e stimato, è morto in seguito ad un incidente avvenuto in un cantiere di Roana. Lutto in altopiano per un incidente sul lavoro dall'esito mortale costato la vita a Paolo Rigoni, noto imprenditore locale. L'uomo è morto in seguito a una caduta avvenuta in un cantiere di Via Maggiore a Roana, ma la dinamica e le cause sono ancora al vaglio dei carabinieri e dello Spisal intervenuti sul posto. Secondo le prime informazioni, Rigoni sarebbe caduto da un'impalcatura o da una scala, battendo con violenza il capo dopo un volo di alcuni metri. Subito è arrivata un'ambulanza del SUEM che l'ha portato nell'ospedale di Asiago, dove è entrato in codice giallo. Sulle prime sembrava essersi ripreso, tanto che all'ingresso in pronto soccorso era vigile e cosciente. Le sue condizioni sono però peggiorate rapidamente e l'imprenditore è deceduto poco dopo. Secondo alcuni la caduta sarebbe da imputare a un malore che avrebbe colpito Rigoni mentre si trovava nel cantiere. In ogni caso resta una situazione da chiarire in modo esatto. La salma è stata infatti posta sotto sequestro dall'autorità giudiziaria per fare luce su quella che resta una morte al momento senza spiegazioni. L'uomo era titolare assieme al fratello Elio dell'Alpi Tourist, una delle più importanti realtà immobiliari dell'altopiano dei 7 comuni, impegnata nella costruzione e nella vendita di immobili nel comprensorio. La famiglia è molto nota e stimata in zona e la figlia Marzia ricopre il ruolo di assessore nell'amministrazione comunale di Roana. La notizia della morte di Paolo Rigoni si è subito diffusa in tutta l'area altopianese, destando grande dolore e cordoglio. Era residente a Padova Victor Durbala, l'operaio di 25 anni morto dopo essere stato colpito da una trave. L'incidente è accaduto in Trentino.
A nulla è valso il disperato tentativo di far alzare in volo l'elicottero del SUEM. Per un operaio di 25 anni di origine moldava ma residente a Padova non c'era più nulla da fare. Dipendente di una ditta esterna, da qualche giorno stava lavorando all'interno di un'azienda specializzata nella produzione di macchine ed impianti per la siderurgia di Roncone, frazione di Sella Giudicaria in Trentino. Mancavano pochi minuti alle 10 quando il giovane, che stava posizionando con un carroponte una trave d'acciaio, è finito tra il carico e un'altra trave. Un incidente che non gli ha lasciato scampo. Sul tragico infortunio sul lavoro stanno indagando i carabinieri di Riva del Garda, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trento. Lutto nel mondo della ristorazione. Si è spento all'età di 53 anni a causa di un malore improvviso Diego Critelli, lo chef padovano che grazie al talento ereditato in famiglia ha dato avvio ad una brillante carriera internazionale, culminata con il ruolo di responsabile del catering per le campagne presidenziali di Hillary Clinton e Joe Biden negli Stati Uniti. Cresciuto tra i fornelli del celebre ristorante I Portici di Padova, Critelli ha mosso i primi passi sotto la guida del padre Domenico. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione nella città del santo. Diego Critelli lascia la moglie e 3 figli. È una conta dei danni pesantissima, quella provocata dalla tromba d'aria che ieri pomeriggio ha colpito Onigo di Pederobba. C'è silenzio al cimitero di Onigo di Pederobba dopo il frastuono della tromba d'aria che si è abbattuta nella frazione. Vento forte con pioggia, poi a un certo punto ha girato, ha fatto come un tornado, diciamo. È girato e come ha girato ha cominciato a portare via tetti e telo del coso. Loculi, tombe di famiglia, lapidi di marmo risalenti al 1947 andate distrutte, tetti scoperchiati e tegole cadute dalle tombe e dalla chiesa. Dietro di sé il forte vento unito alla pioggia ha lasciato devastazione ma soprattutto rassegnazione. Continuo il viavai di persone che scopa e secchio alla mano sono giunte per ripulire il luogo dove riposano i loro cari. C'è chi è arrivato con il timore che la lapide del proprio defunto fosse andata in frantumi. Ho trovato la tomba dei nonni con la croce rovesciata e i vasi di fiori per terra, e la tomba dei miei, la parte dove c'è scritto il fianco, dove c'è scritto il nome e i dati, rimane in piedi ancora per miracolo. Allora ho preso un nastro di quelli là, la segnaletica là, e l'ho fissata, perché con un altro colpo di vento che rovinava anche gli altri. Qua alla tomba del mio figlio trovavo un disastro, ho perso l'angelo, che era la più bella cosa che avevo sopra, e così. Comunque ieri sera è stata questa tromba d'aria, mi abita in alto, io e lei abitiamo in una collina, è arrivato un bel po' di vento, ha buttato giù un mezzo albero, ma insomma niente di importante. Penso che la zona più brutta sia proprio questa qua. Qua è andata a pezzi. Sono venuto qua, c'erano i pompieri, tutto quanto, tutti i fiori, tutto un disastro proprio. Per fortuna dove sono i miei genitori è tutto a posto. Ingenti i danni su tutto il territorio, ancora difficili da calcolare. Quello che è certo è che ci si attesta sulle centinaia di migliaia di euro. Una conta dei danni oggi è prematura, stiamo lavorando assiduamente proprio per cercare di calcolare nella maniera più precisa possibile e comunicare alla Regione un conto dei danni che poi ci possa consentire di avere un quadro della situazione molto chiaro. Sicuramente il cimitero è stato danneggiato in maniera importante, le guaine appunto delle parti pubbliche sono state completamente divelte. Una furia che non ha risparmiato nulla al suo passaggio. Grazie all'ausilio dei pompieri, dei volontari della protezione civile e di tanti cittadini che si sono subito messi a disposizione, il grosso del piantume, delle piante che sono state divelte è stato messo in sicurezza e rimosso. Il giorno dopo la sentenza della consulta che riconosce la legittimità dell'iscrizione all'anagrafe come genitore anche della mamma intenzionale, le famiglie arcobaleno si sono date appuntamento davanti a Palazzo Moroni a Padova per una festa, un momento che è stato un ringraziamento a quanto ha fatto in questi 2 anni il sindaco Giordani con la sua amministrazione, che nonostante l'impugnazione di 33 registrazioni da parte della Procura di Padova ha continuato a sottoscrivere le iscrizioni dei bambini figli di 2 mamme, quella biologica e quella
intenzionale, e tra loro ci sono Elisa Barbugian, che ha 4 figli con la moglie Sara Quinto. Sentiamo allora nel prossimo servizio le loro parole. Noi abbiamo festeggiato ieri sera tutti insieme perché è stata veramente una giornata super per noi. Finalmente sono stati riconosciuti tutti i diritti dei miei figli. Ecco, voi non vi siete mai arrese, non avete mai pensato di cambiare strada e di imboccare quella della stepchild adoption? No, assolutamente no, anche perché le nostre ultime 2 figlie, che sono 2 gemelle, le abbiamo iscritte all'anagrafe dopo che erano già stati impugnati i primi atti di nascita. Lei pensa che cambierà qualcosa adesso o che ci saranno ancora degli ostacoli? Io spero che, mi voglio augurare, che da adesso in poi le iscrizioni alla nascita, perché non sono trascrizioni ma iscrizioni alla nascita, vengano fatte senza nessun problema e che quindi per i bambini che verranno dopo dei nostri la strada sia tutta in discesa. Scusate. Tantissimi hanno intrapreso la strada della stepchild impauriti da questa situazione e è una cosa che a me è dispiaciuta molto perché non è giusto adottare il proprio figlio. Il comune di Padova è stato per noi una famiglia perché c'è sempre stato, ci ha sempre supportato anche in tribunale e ha continuato a registrare nonostante le impugnazioni. E le nostre gemelline, che sono le ultime impugnate, sono state registrate direttamente dal sindaco, che ha voluto vederle, conoscerle e registrarle, per cui per noi dobbiamo solo dire grazie all'amministrazione comunale, che è veramente una seconda famiglia. Numerosi esponenti della Lega però sono contrari alla sentenza della Consulta. Categorico il sindaco di Noventa padovana Marcello Bano, che dice: nel caso chiederò di essere sostituito. Sono già sulle barricate alcuni esponenti e sindaci leghisti contro la sentenza della Consulta, che ritiene legittima l'iscrizione all'anagrafe come genitore della mamma intenzionale. Se per i 33 casi di Padova si deve attendere, ma si tratta di un atto formale, la decisione della Corte d'Appello di Venezia, che dovrebbe arrivare lunedì, il sindaco di Noventa padovana Marcello Bano sul punto è categorico. Abbiamo letto tutti la notizia della Corte Costituzionale che obbliga me, che sono ufficiale di stato civile, gli uffici e i vari funzionari a dichiarare il falso, e cioè a dire che 2 genitori dello stesso sesso sono genitori naturali di un figlio o di una figlia. Questo ci sta mettendo in grosse difficoltà. Favorevole il sindaco Bano alla cosiddetta stepchild adoption. Io sono assolutamente favorevole personalmente alle unioni civili, a tutti i tipi di famiglie, però non va bene dichiarare il falso, e io dovrei, come ufficiale di stato civile, dire che un bambino o una bambina sono nati da 2 genitori dello stesso sesso, e non posso farlo. Qualora fossi costretto a dichiarare questo, io chiederò alla prefettura di sostituirmi per fare delle dichiarazioni che non sono assolutamente naturali, che non sono giuste, che non sono corrette, che sono false. Come dire che il sole sorge a ovest e tramonta ad est. La Consulta si è pronunciata, ma il tema va approfondito, mettendo da parte ideologia e retorica, ne va del futuro della comunità umana. Gli fa eco il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. Il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Giuseppe Panna ribadisce: il diritto dei bambini è di avere una mamma e un papà. Dal sindaco Bano la richiesta che a legiferare in materia sia il Parlamento. Non mi risulta che in questo momento le leggi che le fa il Parlamento ci sia una legge che dica questo. C'è una sentenza che noi leggeremo attentamente alla Corte Costituzionale che invece dice esattamente il contrario. Ecco, qua c'è un altro aspetto. Non penso che la Corte Costituzionale si possa sostituire al Parlamento, e quindi io, finché non ho la legge emanata dal Parlamento, continuerò a rifiutare questa follia, questa ideologia che magari altri comuni, per fare delle politiche ideologiche, generano e creano, come Padova. Un viaggio tra i mali della sanità e i possibili rimedi, quello fatto nel libro Pensare la sanità, scritto dall'economista Stefano Zamagni insieme al vicepresidente della Corte Costituzionale Luca Antonini, ospite questa mattina del nostro vicedirettore Ferdinando Avarino nella prima edizione dei telegiornali di Antena 3.
Abbiamo sentito un po' come una chiamata, come un'assunzione di responsabilità di fronte a un mondo che sta scomparendo, che è il mondo della sanità italiana. Questa è la motivazione che ha spinto il professor Luca Antonini a scrivere a quattro mani con l'economista Stefano Zamagni Pensare la sanità, un viaggio tra l'etico e giuridico nella sanità italiana. Fino al 2009 la seconda al mondo per qualità e decima per spesa, con costi dimezzati rispetto a quella statunitense. Un primato che a causa di diversi aspetti approfonditi nel libro il nostro paese sta perdendo. Nella copertina il quadro di Munch, Bambina malata, opera autobiografica visto che l'artista perse la sorella uccisa a soli 17 anni dalla tubercolosi. Al centro dell'immagine due mani che si stringono. È un po' il simbolo di quello che vorremmo dire. Oggi occorre un'alleanza di tutti, soprattutto delle forze politiche, che si mettano d'accordo per cercare di evitare questa pericolosissima deriva che rischia la sanità italiana. La deriva a cui fa riferimento il professor Antonini è quella di un'americanizzazione della nostra sanità. Quindi è basato su questo principio assolutamente liberale, per cui se hai soldi sei curato, se non hai soldi non sei curato. No? Questa è totalmente contraria allo spirito della nostra Costituzione, che dice che nell'articolo 32 che la tutela della salute è un diritto fondamentale. Una sanità malata per una malattia di cui vediamo oggi gli effetti, ma che secondo il vicepresidente della Consulta inizia tra il 2012 e il 2019, quando vengono tagliati 40 miliardi di euro. I tagli sulla sanità li vedi dopo 10 anni, l'effetto lo vedi dopo 10 anni, quando devi cambiare la macchina della TAC, quando c'è il medico che va in pensione e devi sostituirlo, ma ti accorgi che non ci sono le risorse per sostituirlo. L'altra grande questione affrontata nel libro è quella della carenza dei medici. Bene ha fatto il governo attuale a togliere il numero chiuso a medicina. Come dice lei, però il risultato lo vediamo fra 10 anni. Malanni emersi nella loro gravità durante la pandemia, per i quali la soluzione, spiega il professor Antonini, è ben delineata. Le risorse per la sanità non devono mai mancare. La Corte Costituzionale, è una sentenza che ho redatto anche io, parla di spesa costituzionalmente necessaria. E adesso il Giro d'Italia in Veneto con la 13ª tappa Rovigo-Vicenza. Lonigo l'omaggio a Davide Rebellin, l'arrivo di tappa a Monte Berico. Ma ci racconta tutto in diretta il nostro Daniele Garbin. Buonasera Daniele. Buonasera Francesca, buonasera ai telespettatori. Infatti alle mie spalle, vedete, questo era l'arrivo. Infatti un'ora e mezza fa lo scenario era completamente diverso, a testimonianza di quanto sia stata efficiente anche la macchina dell'organizzazione, perché qui si è conclusa la 13ª tappa, come dicevi, del Giro d'Italia, dove per la cronaca ha vinto Isaac Petersen della Trek, e si è confermata ancora una volta maglia rosa il messicano dal Toro. Ecco, in questo momento però è stata per Vicenza e per tutta la provincia, ricordiamo la parte dei Colli Iberici, un evento memorabile, perché quella partenza da Rovigo ha permesso di poter vedere gli scenari, gli spettacoli della tappa, del Giro. Proprio ricordiamo oltre 200 testate anche internazionali vedranno queste immagini, proprio perché Vicenza si è arricchita di persone, di evento sportivo che non è solamente agonismo, è anche festa. Si è tinta di rosa e ricordavi giustamente Rebellin. In quel momento il Giro d'Italia ha reso omaggio all'Onigo, al grande campione che è scomparso. C'è un museo che è stato allestito proprio all'Onigo con i cimeli di famiglia. È importante ricordare, perché per la storia del ciclismo che torna a Vicenza dopo 10 anni era importante farlo in questo modo. È stato un evento importantissimo anche per la vicinanza che c'è stata anche della parte sportiva, dicevamo, ma anche delle squadre. In questo momento noi abbiamo sentito anche i commercianti che hanno esultato in questo momento, e soprattutto i vicentini che erano qui in attesa della tappa e si aspettavano una volata che è stata secondo le attese. Il gruppo infatti inizialmente si era sfilacciato, 2 italiani al primo giro e alla fine la volata. Con le parole delle attese mentre aspettavamo proprio l'arrivo, vi restituisco la linea allo studio. Meritava Vicenza il passaggio del Giro. Noi veniamo da Arezzo, Fogliano della Chiana,
Appassionate? Appassionate, io a 15 anni che vengo, tutti gli anni. Però Vicenza mancava da 10 anni. Mancava Vicenza, era un luogo che non l'abbiamo mai visitato, per cui noi siamo sempre venuti l'ultima settimana. Che impressione avete? Bellissima, il giro per noi è stata una bella cosa. Io vengo da Sinalunga, in provincia di Siena, è 2 anni che vengo io perché mi piace vederlo, poi quest'anno è passato anche per Sinalunga. Il giro. In Veneto e a Vicenza come le sembra questa organizzazione? Bella, bellissima. È entusiasmante per la città, ma anche per un cittadino normale che non segue lo sport, che non segue il ciclismo. Io lo seguo in parte, diciamo, però è giusto che la città sia coinvolta, sia anche partecipe in questa manifestazione. Per me è la prima volta e quindi sono anche un po' curiosa di vedere un po' l'arrivo, i ciclisti. Quello che ha visto adesso da Campomarzo all'organizzazione qui a Montebello. Nulla da dire, tutto perfetto secondo me. È un onore ospitarli, è anche un bel arrivo qui su Monteberico, insomma faranno un bello spettacolo. Anche per lei? Penso di sì, la volata sarà interessante, sì. E domani si replica con la 14ª tappa da Treviso, dal centro di Treviso fino a Nova Gorizia, che naturalmente vi racconteremo nei telegiornali di Antenna 3. Per questa edizione invece è tutto, io ora vi lascio alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.